Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso per commentarvi la 13ª giornata del campionato di Serie C2 che vede scendere in campo Bonifato Alcamo, squadra di casa, e Palermo Futsal Club. Due formazioni che oggi si contenderanno i 3 punti in palio questo pomeriggio al Pala Grimaudo di Alcamo, un campo che chiaramente la squadra di casa conosce tanto bene, avendo fatto tutte le proprie partite, ma anche i rossoneri in realtà conoscono questo campo, ci hanno giocato di fatti per chi si ricordasse chiaramente, ma siamo sicuri che lo ricorderete benissimo, la prima di campionato contro il Leggesan, altra squadra di questo campionato che gioca proprio qui al Pala Grimaudo, vinta proprio dai rossoneri con una prestazione maiuscola, con il risultato di 3-5, insomma era un calcio completamente diverso, erano le prime partite della stagione, adesso invece c'è tanta benzina messa sulle gambe dei uomini di Mister Gentile che oggi arrivano in questo campo dalla vetta probabilmente più alta esistente, ovvero il primo posto. Un primo posto al momento che li vede primi dunque a 27 punti in campionato, mentre invece il Bonifato Alcamo ne hanno solamente 10, insomma non una stagione esaltante per la squadra del tecnico Mirko Filippi, che oggi ha una grande chance per poter tornare a sorridere. Oggi sicuramente riabbraccia uno dei fedelissimi che lo scorso anno ha fatto tanto bene nella prima parte di stagione, ovvero Vincenzo Imperato, che oggi torna dunque al Bonifato Alcamo con un grande colpo di mercato. Dall'altra parte invece i rosanero non hanno pedine nuove, sono tutti giocatori che erano presenti già dalle prime battute del campionato, al momento stanno continuando il riscaldamento in attesa dell'arrivo del signor Gianfranco D'Amico della sezione di Trapani, che oggi è il direttore di gara. È arrivato adesso, maglia verde, anche molto bella quella delle Bonifato Alcamo, rosa nera invece per il Palermo Futsal Club del presidente Gabriele Pazzaia. Vediamo infatti Mister Gentile andare già in panchina chiaramente non coperta, quella di palazzetti classica, stretta di mano con l'altro tecnico, e poi le due squadre andranno dritte in campo con i capitani, entrambi si chiamano Vito. Oggi questa è una bellissima particolarità: Vito Butera, Vito La Fiura, che conosciamo tanto bene. Quest'anno infatti ha già realizzato ben 9 gol in campionato, in stagione, 6 in campionato, 3 in coppa. Difatti non è il miglior marcatore in campionato, quel titolo appartiene ad Emanuele Fiorentino con 13, poi succede invece Gennaro con 7, ma anche Pisani con 7. Tanto la concentrazione di Lorenzo Chinnici, che al momento lo vediamo guardare dritto, uno sguardo verso la tribuna, e poi i primi applausi anche del pubblico presente. Stretta di mano dai due capitani, due che si conoscono, avendo anche giocato insieme ad Alcamo, lo Sporting Alcamo, però diversi anni fa. Segue invece il portiere Ligotti. D'altra parte invece i portieri sono San Martino e Calì. La scelta dovrebbe andare all'esperto portiere Peppe Calì, che quest'anno sta facendo veramente una delle sue migliori stagioni. Un tiro libero parato nella partita contro la Troia San Vincenzo, e uno invece non parato ma comunque neutralizzato a salvo Guglielmini, che in quel caso calciò fuori. Nel frattempo anche Mister Gentile dal batticinque ai propri ragazzi chiude la fila Pisani insieme a Fiorentino e Diego Alario, che oggi fa la sua seconda apparizione in campionato. Ha già giocato, ricordiamo, in Coppa con gol nella sfida contro il Cefalù, Real Sports Cefalù. Allora, solitamente facciamo il gioco del quintetto, ma questa volta non lo possiamo fare perché sono già in campo. Vediamo Calì, Vivarelli, Fiorentino, Di Chiara, e proviamo a ipotizzare il quinto, La Fiura. Dall'altra parte invece vediamo Lombardo con la 10, vediamo Butera, Ligotti tra i pali. Adesso cerchiamo di darmi conferma anche degli altri due calciatori del Bonifato Alcamo. Adesso vediamo conferma, dovrebbe trattarsi di Salvatore Rocca come centrale, e invece come laterale dovrebbe essere Federico Pizzolato, se non abbiamo visto male, ma crediamo di non sbagliare. Inizia anche il match dunque con il primo tocco rosanero. Vivarelli, Di Chiara, poi il passaggio Rocca, Lombardo, uno dei uomini più attesi per la squadra
di casa, uno dei giocatori che sicuramente non sta deludendo le aspettative, lui che lo scorso anno giocava nell'Atomo Networks e che ha colpito Jay Rosanero con le ottime prestazioni. Rocca lotta, ma dichiara subito attento. Fiorentino si prende lui lo spazio, vuole andare avanti, Fiorentino calcia, respinta, poi scivola Rocca e Ligotti va subito in avanti a cercare Butera. Calè con le mani blocca e si riparte a 1000 con Luca Vivarelli, assente nelle ultime due. Fiorentino, tocco morbido, dichiara secondo palo, Vivarelli, poi la Fiora e la respinta di Lombardo, ma subito grande occasione per il rosanero che vanno vicini al gol con Capitan La Fiora, ma grande palla di dichiara. Fiorentino, centrale, Vivarelli, 1-2, Fiorentino in mezzo, chiude tutto, Pizzolato che fa avanti con la sua tecnica, è molto rapido, casca giù, si continua, tutto ok, Vivarelli va a terra e qui forse ci poteva anche stare il fischio. Adottato un po' lo stesso metodo di giudizio, niente fallo prima, niente fallo dopo. Rocca, Lombardo, diceva lui il pallone, nuovamente Rocca, questo sono la Fiore Vivarelli uomini più offensivi, Butera, Fiorentino non lo fa girare, buon lavoro qui da parte del giocatore, mai a 27, una stagione straordinaria, 13 gol, tutti in campionato. Vivarelli, centrale, Fiorentino, vuole girarsi, dichiara, guarda la porta, poi Fiorentino, prende in pieno Pizzolato, rimessa laterale. Fiorentino schema per Vivarelli, palla viene respinta però da Lombardo, che sempre è molto utile anche in fase difensiva. Oggi assente per il rosanero Sujon, che scorse settimane ha comunque brillato in gol col Marsala, ad esempio, per dirne una. La Fiura, Luca Vivarelli, ricordiamo lui assente nelle ultime due sfide in casa, poi Fiorentino, anzi in campionato, poi la Fiora con la punta, Ligotti non ha problemi, blocca, era un tiro effettivamente non positivo, Vivarelli sta molto bene, poi la tira lascia lì, Fiorentino col tunnel forse su Lombardo, la Fiora avanza per dichiara, la tocca però Rocca e fa una grande chiusura, poi Pizzotto non vuole rischiare nulla e difatti cede il pallone direttamente a Peppe Calè. Vivarelli, Fiorentino, la Fiura, Vivarelli, sempre col suo sinistro ad aprire le parti di Emanuele Fiorentino, dichiara, non rischia nulla, Vivarelli, la Fiura di ritorno, ancora Vivarelli a toccare, ma non è lì, però il pallone è fuori. Quindi rimessa laterale, nel frattempo all'angolo vediamo il fotografo Mirko Valenti sempre pronto ad immortalare con le sue meravigliose foto tutti i momenti rosanero, sicuramente già ne aver fatte parecchie. Lombardo, Butera di prima per Pizzolato, era una buonissima idea questa, la velocità delle 72 può essere una delle chiavi di questo match. Da quella parte però mister Gentile ha risposto con l'inserimento di Dichiara. La centrale scivola Fiorentino, vede una brutta botta, poi Lombardo, Calè, bravissimo a rispondere, ma in piedi fino all'ultimo. E subito anche una grande occasione per il Bonifato Alcamo qui con Lombardo che per poco non ne sbloccava il match. Calè era stato però molto bravo. Rocca, Pizzolato contro Vivarelli, uno sto duro però il 7. Rocca, Vivarelli di prima, molto bene per la Fiora. Rocca chiude, anche lui ex Sporting Alcamo lo scorso anno in C1. Fiorentino intanto prova il dribbling, Lombardo molto attento, ferma tutto. Pizzolato, qui Fiorentino commette fallo. È stato saltato in questo caso Emanuele Fiorentino, invece ha cercato di fermarlo con le cattive. Pizzolato mette dentro, dichiara intercetta, poi la Fiura, minuto 5 di gioco nel frattempo, la Fiura apre tutto, Vivarelli col destro e la tocca
tocca Di Chiara con la spalla. Si chiedeva un calcio d'angolo, ma credo che l'abbia toccata Di Chiara, non Ligotti. E dunque rimessa dal fondo. Rocca, centrale, anzi no, trova una deviazione. Sarà dunque rimessa laterale con Pizzolotto che va dietro. Rocca apre dalle parti di Lombardo, ma incontro anche Pizzolotto che fatteggia il pallone. Butera cambia tutto molto bene. Lombardo contro Di Chiara, lo sfida, vediamo cosa fa. Palla dentro, si gira, Butera! E qui fallo di Vivarelli. E qui è al limite, forse anche quasi di più, dell'area di rigore. Ha rischiato veramente tanto Vivarelli, lo ha sicuramente trattenuto. Poi Butera è stato anche molto intelligente, perché quando ha sentito il tocco si è subito lasciato andare. Però è anche giusto così, è il gioco delle parti, il fallo c'è stato, è giusto, ed è calcio di punizione. Vediamo chi batte, perché Butera col mancino potrebbe essere una soluzione piuttosto interessante. C'è anche Lombardo, Pizzolotto si avvicina, ma il capitano dice mettiti lì, perché voglio calciare sicuramente. Dai raga! Anche la carica da parte delle team manager. Filippo Allora, che oggi in settimana ha parlato ai microfoni della società dicendo appunto tutta la sua carica. Lombardo, Butera! Palla fuori, ma era un ottimo schema questo. Dicevamo in settimana il team manager ha parlato ai microfoni della società dicendo come quest'oggi sia una partita fondamentale, non bisogna mai prendere nessuna gara sotto gamba, e che i punti oggi potrebbero dare al Palermo il titolo di campione d'inverno. Non conta nulla dal punto di vista del campionato, però dal punto di vista della morale potrebbe dare tanto. Butera col sinistro, Calì sul primo palo, super come sempre. Tempo, ecco le mosse di mister Gentile. Franco e Chinnici potrebbero entrare a breve, vediamo il posto di chi. Forse per Vivarelli. Di Chiara, Vivarelli va sul sinistro, palla fuori, ma fa bene a provarsi Vivarelli, anche calcio d'angolo. Sarà calcio d'angolo. Di Chiara vicino a Valenti, l'alza per la Fiura, la controlla, perde forse il tempo di gioco, poi Fiorentino Di Chiara! Ed è vantaggio rosanero con Andrea Di Chiara, che sfrutta il tiro passaggio quasi di Emanuele Fiorentino e fa 0-1. Il vantaggio rosanero con Andrea Di Chiara, che si è fatto trovare prontissimo sul secondo palo sul tiro smorzato di Fiorentino. E dopo 8 minuti hanno sbloccato i ragazzi di mister Gentile. Vivarelli, buona palla, Fiorentino avanza, Fiorentino va giù, e questo è calcio di punizione. Vediamo se c'è un cartellino. Va a chiedere scusa a Pizzolato. Fiorentino le accetta, ma forse non tantissimo in realtà. E la Fiora si prende il pallone e dice qui voglio calciare io. Nel frattempo mister Gentile come sempre chiama uno dei suoi schemi, ma la Fiora lì credo voglia calciare. La Fiora schema, Vivarelli la controlla, Mancino, Vivarelli con la punta, respinto, poi Lombardo forse non sta bene, perché forse un movimento al ginocchio, vuole continuare Lombardo, però non sta bene, si vede. Fiorentino, Ligotti con le ginocchia, allontana, poi Di Chiara è molto duro qui sulla sua pressione, allontana Pizzolato, trova ancora i piedi però del 23, che è partito molto bene. Per lui secondo gol in stagione, il primo in campionato, il primo era arrivato in realtà in Coppa. Ligotti, palla un po' rischiosa, Lombardo si è decisamente ripreso, questa è una buona notizia. Butera, deviazione, ed è rimessa rosanero. Fiorentino in mezzo, Pizzolato la tocca col ginocchio, e ancora corner. Non
Anzi no, perché in realtà sembrava essere toccato. Forse la tocca in realtà di Chiara dopo. Lombardo al centro, 1-2 con Butera, Fiorentino controlla la palla uscire e poi va corto da Di Chiara, Fiorentino. Nel frattempo è pronto Franco. Vivarelli, Fiorentino, rischia un po'. Di Chiara, Fiorentino, avanza il numero 27. Finta, taglia verso l'interno, poi cerca la porta, Lombardo respinge e poi Vivarelli si accontenta di una rimessa reale piuttosto intelligentemente. Fiorentino, Vivarelli, le finte, palla che passa, la Fiura, Fiorentino guarda la porta, finta ancora sul mancino, poi cerca l'imbucata verso Di Chiara, doveva forse calciare prima, Butera contropiede per Pizzolato che non la controlla, poi direttamente dalle parti di Calais, ma chiama il cambio mister Gentile, Franco per Vivarelli. Buon inizio di gara per Luca Vivarelli, questi 11 minuti concessogli dal tecnico. Vediamo se Franco è stato uno dei migliori in campo contro il Jay, stanno proprio in questo campo, vediamo come impatterà, sbaglia la Fiura, Lombardo, Fiorentino, poi palla verso Butera, che buca, da lì, abbastanza rivedibile, ed è pareggio Bonifato Alcamo, una reazione forse non perfetta di Rosanero qui. E pareggio dunque della squadra di casa che ha pareggio di conti con Vito Butera, il capitano, sull'errore dell'altro capitano, ovvero Vito La Fiura. Di Chiara, Franco è pronto ad entrare anche Chinnici, Fiorentino cerca di dare un grande dribbling che calcia Ligotti, poi difficoltà, poi fallo di Chiara, irregolarità un po' ingenua da parte del 23 che qui poteva forse anche evitare. Nel frattempo forse dovrebbe uscire Fiorentino, poi Di Chiara non perfetto, poi su Jeanette Apetri, lui che sta brillando tantissimo quest'anno, forse è il miglior giocatore della formazione in maglia verde. Franco con l'esterno, Fiorentino per Franco ancora, voleva forse che aprisse dalle parti di Capitan La Fiura, non l'ha capito però. Lombardo, Butera anticipato, poi riesce a tenere botta con Fiorentino, salta Franco che commette fallo, calcio di punizione. Infatti fuori Fiorentino, dentro Chinnici, dentro anche Imperato, al posto di Butera, va a giocare da pivot, il suo ruolo, lui che l'ha fatto con grandi risultati anche la scorsa stagione soprattutto. La Fiura, in mezzo a due, vuole andare, poi Apetri si mette davanti e con tutta la sua freschezza ruba il pallone. Imperato, Pichindici con un buon lavoro perché dal punto di vista fisico non è facile spostare un attaccante come lui, molto tecnico anche, bravo tatticamente. Poi palla in movimento, Andrea, con la testa. Imperato si gira bene, Chinnici non commette fallo, rimessa Franco, La Fiura lascia il pallone ma sbaglia, poi lotta con Rocca, sbaglia il passaggio di nuovo, Apetri va in avanti, Apetri, Chinnici, l'ultimo tocco di Apetri, va a saltarlo ancora, ma Chinnici è entrato bene in partita. Il tempo sta per entrare Gennaro al posto di La Fiura e questa è una grande notizia perché Gennaro è mancato nelle ultime settimane, un'assenza pesantissima, forse soprattutto nella gara contro Città di Bisacquino, persa, ricordiamo, di Rosanero, nonostante forse una delle partite più belle giocate. Chinnici lavora con Franco, palla fuori. Imperato, Chinnici ruba il tempo, Franco per La Fiura, può calciare, La Fiura cerca il passaggio in mezzo, sbaglia però ancora il numero 9, poi Imperato prova a danzare sul pallone, è veloce, va sul destro, Imperato si chiude un po' troppo sull'angolo
E infatti Chinnici riparte con Di Chiara, è molto veloce. Di Chiara mette dentro, non la tocca nessuno, alla fuori. Chinnici, buono l'anticipo. Di Chiara, la Fiura contro Rocca, sponda verso Di Chiara ancora, va sul mancino e viene murato da Petri. Poi Lombardo non la getta via. Rocca, non c'è nemmeno un momento per riposarsi in questo match. Lombardo, Imperato sbaglia tutto. Chinnici può avanzare se calcia. Chinnici apre per la Fiura, tocco morbido, un po' troppo forse, palla fuori. Ecco dentro Gabriele Gennaro. Vediamo come tornerà in campo Gennaro. Butera, ritorna in campo anche lui adesso. A Petri, va sul mancino Caliqui. Un po' rischia perché non è andato molto sicuro. Gennaro, Di Chiara, avanza il 23. Di Chiara apre per Franco, palla dentro Gennaro. Poi Di Chiara, palla fuori. Ligotti fa partire subito i suoi con Capitan Butera. Veramente un po' troppo il gioco il capitano. Per il pallone adesso, Butera vuole il taglio, chiede tutto, però Chinnici fai molto veloce, Chinnici. Il fallo. Fuori Di Chiara, dentro Pisani, adesso tutta la potenza offensiva con Pisani e Gennaro, che i due solitamente dialogano anche molto molto bene. Vediamo come imposteranno questo match adesso. Minuto 17 di gioco per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisi. Franco, Pisani che vuole toccato, Gennaro, palla ancora dentro. Effettivamente l'avevamo detto, i due si capiscono tanto tanto bene ed effettivamente si sono anche cercati immediatamente. Imperato attende l'arrivo di un compagno, sbaglia il passaggio, Pisani capisce tutto, poi Franco è un contropiede, può avanzare, palla dentro Gennaro, non ci è arrivato. Era una gran bella palla quella di Franco qui, ma non è stato fortunato nel trovare l'impatto col pallone. Rocca, buona gara anche per lui. Butera chiama Imperato, la difende contro Chinnici che però non va al contrasto. Butera centrale per Petri. Gennaro qui da poi insolitamente da difensore chiude bene. Pisani, Chinnici, c'è largo Franco, vediamo se lo serve. Chinnici va avanti, si ferma, chiama forse un appoggio semplice, trova adesso Franco. Pisani, Chinnici, palla che arriva lì, Franco, solo potenza, poca precisione, palla fuori. E poi viene chiamato il time out dal Bonifato Alcamo, dal tecnico Filippi, che qui dice ai suoi ragazzi di venire subito da lui per parlare, probabilmente anche migliorare qualcosina. È un'ottima impostazione in realtà della sua squadra. Ricordiamo come il Bonifato Alcamo sia l'ultima in classifica, ma al momento, per quello che stiamo vedendo in campo, crediamo che la classifica sia abbastanza bugiarda, perché è una squadra che sta giocando alla grande e sta anche tenendo testa a quella che invece è la capolista, con 17 punti che oggi non si stanno vedendo tanto di differenza. In questa 13ª giornata di campionato, 1-1, in gol Butera per i padroni di casa, dall'altra Di Chiara, ribadendo in porta un tiro, e tutto poi alla fine un passaggio di Emanuele Fiorentino. E poi il fischio del signor D'Amico. Si entra in campo Lombardo, Imperato sbaglia il passaggio, Pisani guarda la porta, Lombardo poi chiude con la tibia, poi Chinnici mette un po' il controtempo. Franco non è perfetto in questo caso. Adesso è Imperato il centrale perché è uscito Rocca con Butera da pivot, Lombardo e Petri che dovrebbero agire come laterali.
Imperato, palla geniale per Petri! E Cali fa un miracolo questa volta. Pisani apre verso Gennaro, brutta palla. È stato magistrale Cali in questo caso, perché ha chiuso lo specchio della porta da Petri, che quest'anno di gol ne ha fatti anche tanti. Ma è stato bravissimo ad uscire in questo modo. Chinnici, buon anticipo, avanza, si ferma, sterzata, Chinnici ancora, torna dietro. Pisani, poi Gennaro non la tiene in campo. Va bene, torna un po' prima, Gabri. Aiutalo prima, Gabri. Lombardo al centro, l'anticipo di Pisani, tutto bene in partita. Il 12 anche galvanizzato dai gol consecutivi tra Marsala, Oratorio, San Vincenzo, forse quello più importante. Poi Gennaro, e fallo di Gennaro, quinto fallo, dunque dal prossimo sarà tiro libero, mancano 8 minuti. Fuori a Petri, dentro Pizzolato. Signore, siete tutti stessi. Lombardo, palla ancora in verticale, Pizzolato, poi Calè con il petto e Gennaro a salvarlo. Adesso sta un po' rischiando il Fermo Futsal Club e non sta giocando una buona gara oggi la ciurma di Mister Gentile. Chinnici, sterzata, fallo. E il terzo fallo per il Bonifato. Vediamo, Mister Gentile parla con Fiorentino. Vediamo se entrerà effettivamente. Va Gennaro, forse uno schema, infatti è così. Pisani guarda la porta, va sul mancino, difficile poter calciare, infatti torna ancora da Gennaro, la difende col fisico. Chinnici, Franco, si muovono tutti, Franco vuole l'interno, poi si appoggia. Franco in mezzo a due, se ne esce bene, poi Gennaro va giù, calcio di punizione. Questo è il quarto fallo. E poi Pisani con molta rabbia a mettere quel pallone lì. Oh, Pisani! Antonio! Pisani! Gara corretta, però con tanti falli in realtà. Questi 24 di gioco. Si riscalda Nicchia, lui che qui ha visto nascere la stella. È uno schema con Gennaro che lascia a Chinnici, apre verso Pisani ma sbaglia, Pizzolato indemoniato, poi Chinnici gli ruba il tempo, molto molto bene qui. Chinnici, Pisani poco fa anticipato, Gennaro di prima sbaglia però. Dai, Anto! Applaudi dalla panchina Capitan La Fiura. No, senza fallo! Poi Ligotti, ed il calcio d'angolo perché Ligotti aveva preso il pallone fuori. Pisani sotto gli occhi del DS Buffa, batte dentro, Franco la alza, poi Imperato fa valere sicuramente il fisico, poi palla che passa, Lombardo avanza, secondo palo di ritorno, Lombardo, Chinnici, poi Lombardo ancora al verde, forse il tempo per calciare Franco che la ruba, in mezzo a due passa, Pisani, fallo di Lombardo.
Quinto fallo anche per il Bonifato Alcamo. Dal prossimo sarà dunque tiro libero da ambo i lati, a seconda di colui che chiaramente commetterà fallo sarà dato poi la sanzione e tiro libero alla squadra opposta. Gennaro, Chinnici, finta, Gennaro molto bene, cerca la porta, smorzato da Ligotti. Butera, Gennaro ed è tiro libero. E poi Butera fa cenno a Imperato, dice calcia tu. Fuori Gennaro, dentro Nicchia, non una buona gara al momento per Gennaro, ma torna un infortunio. Portatevi a terra pure voi che ve lo do pure a voi il fallo. E poi dovrebbe entrare anche Fiorentino, infatti si entra adesso per Pisani, quindi Chinnici, Franco, Fiorentino e Nicchia. Imperato contro Peppe Calì. E l'avevamo detto, per il Palermo non c'è mai una partita semplice da giocare. E oggi il Bonifato sta facendo forse la migliore partita del campionato. Va Imperato, il palo! Aveva guardata Calì. Palla dentro, ancora Imperato col tacco di ritorno, Calì scivolata. Si riparte con Nicchia, Franco la tocca, poi a Petri, Fiorentino lascia andare molto bene le finte. Fiorentino calcia, Ligotti. Si alzano i decibel nel frattempo al campo. Partita molto divertente. Chinnici sbaglia il passaggio, Lombardo, c'è il taglio di Pizzolato, lo serve adesso Fiorentino però in anticipo. Franco, si riscalda anche Di Chiara nel frattempo, che potrebbe rientrare forse al secondo tempo o magari negli ultimi minuti di questa prima frazione. Nicchia va sul destro, Fiorentino, Chinnici. Poi Fiorentino, ancora Lorenzo Chinnici col tacco, forse un po' troppo questa volta. Franco, Chinnici va giù, palla dentro, non c'è nulla. Dentro Di Chiara per Chinnici intanto. Pizzolato, Imperato, palla ancora lunga, Fiorentino però in anticipo. È uno schema che abbiamo già visto più volte questo, palla lunga, adesso è un 4 contro 3, Fiorentino sceglie di calciare ma sbaglia. Poi si arrabbia un po' mister Gentile perché dice ne avevi due vicini e hai calciato. Franco, brutta palla, Fiorentino sceglie l'interno, poi sbaglia il passaggio con Butera, Fiorentino salva tutto. Di Chiara molto veloce qui, Arrueta ma sbaglia a Petri, poi Franco va giù, si continua, Petri indemoniato, Calì. Poi Fiorentino va fuori. Poi Franco un po' insospettito dal signor D'Amico dice ho subito un fallo ma non me l'hai sanzionato. Nel frattempo il tecnico Filippi sta parlando con Rocca. Palla restituita, mancano 15 secondi, poi mancherà sicuramente un minuto perché c'è stato un time out, ricordiamo. Franco, c'è ancora spazio per costruire un'ultima occasione. Fiorentino di ritorno su Franco, c'era anche il passaggio
Bravo qui Imperato, poi Franco è scivolato. Imperato, Lombardo, poi nicchia, pressa bene, Lombardo ancora, Imperato esce sulla versione Franco, poi taglia al centro di Lombardo ed è fallo di nicchia, molto ingenuo qui. E questa volta va capitano Vito Butera e sicuramente finirà anche il primo tempo. Ed è giallo per Franco nel frattempo. Vai Peppe! A Butera contro Cali. Dai Vito, forte Vito! Butera contro Cali, vediamo. Apre le mani. Butera Cali! Ha preso pure questa! E finisce anche il primo tempo con il risultato di 1-1. Ma Cali è lo specialista dei tiri liberi. Noi come sempre intanto vi ricordiamo di rimanere qui connessi perché solo qui in esclusiva il secondo tempo della sfida. A dopo! Per pochi centimetri non abbiamo segnato perché abbiamo fatto 2 o 3 tiri da lontano dove è uscito di qualche metro, cosa che poi ci è riuscito nella seconda parte con Riccardo Pellegrino. Abbiamo cercato di creare qualcosa, loro diciamo che sono stati più incisivi soprattutto i primi 15 minuti e lì ho avuto un po' di paura perché potevamo andare sotto e diventa sempre più difficile poi recuperare, soprattutto in una giornata così dove ha piovuto a più non posso e dove tante volte il pallone diventava ancora più veloce e schizzava in mezzo al campo, però diciamo che non ci siamo mai abbattuti e abbiamo sempre cercato di passare in vantaggio, di creare occasioni su occasioni. Poi tirato fuori 2 ragazzini che erano anche un po' stanchi, che nelle ultime settimane avevano giocato molto, poi anche convocati con rappresentativa e sono rientrati due ragazzi che fanno parte del nostro, diciamo tra virgolette, iniziale scacchiere base, che sono Ricciulli e lo stesso Pellegrino. Se l'avesse avuto già domenica scorsa a Castelbuono io penso che non pareggiamo quella partita lì, perché tante volte l'esperienza è qualcosa di importante nella vita ma nel gioco del calcio in particolare. Però è stato un bel risultato, una bella vittoria, sofferta come hai detto tu, ma bella, perché quando poi la chiudi pure al 90esimo dove un po' spezzi le gambe agli avversari, inteso nel senso buono della parola, me ne guarderei bene, che non hanno più la possibilità magari di recuperare, diciamo che diventa ancora più bella. E Peppe veniva pure da un infortunio alla caviglia, se ben ci ricordiamo ha avuto un trauma distorsivo contro l'Athletic Palermo. Domenica era in panchina solo per far numero, non aveva ancora recuperato, oltretutto Messina aveva fatto anche una buona partita. Un po' ci ha spiazzato l'uscita di Stefano perché anche lui è stato beccato dal virus e non era al 100%, per cui abbiamo provato a tenerlo in campo il più possibile, ma penso dopo 20 minuti ci ha abbandonato. Ed è entrato Romano che ha fatto una grande partita, come l'ha fatto anche Leo Messina, lo stesso Longo, che poi sono stati anche sostituiti. Davide è stato messo in lista di svincolo, sicuramente troverà tante squadre che lo vorranno, perché è un giocatore che per questa categoria è il top, per cui penso che troverà una sistemazione forse anche meglio della nostra. A noi quello che un po' ci ha
ci ha tagliato, no, che è un po' difettato nell'ultimo mese, è stato quello di non avere dei giocatori al top, perché venivano da piccoli infortuni e soprattutto che giocavano 3 partite in una settimana. Tante volte, ripeto, se non hai giocatori che danno una mano, tante volte capita anche questo. Poi abbiamo avuto anche due giocatori che, come Messina tempo fa, lo stesso Tripiano, che hanno avuto dei traumi distorsivi causati senza che erano in campo. Una a scuola, l'altro qui ha messo male il piede, stessa identica cosa. Per cui dico sempre che se una squadra ha dei ricambi, ma soprattutto ha una rosa di 22-23 persone, 24 persone, e allora diciamo che possiamo avere più scelte. Oppure se vedo qualcuno che non è al top, tante volte magari lo sostituisci con... Io negli ultimi tempi li ho sostituiti con tanti ragazzini 2007-2006 e che ti posso garantire che hanno fatto non bene, benissimo, che a Castelbuono hanno fatto una grande partita. Io parlo di Aiello, parlo di Messina, parlo di Longo, l'arrivo di Sannasaldo che è uscito dopo pochi minuti, lo stesso Cintura che tra virgolette per doppia ammonizione dopo 5 minuti del secondo tempo ci ha lasciato in 10, ma che può capitare, voglio dire. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida tra Bonifato Alcamo e Palermo Futsal Club. Sfida inedita per questo campionato, ma inedita anche per la storia delle due formazioni, visto che non si sono mai affrontate prima di questo pomeriggio, 21 dicembre 2024. Nel frattempo sul pallone vediamo Butera e va subito dietro a cercare i compagni e si comincia anche con la seconda frazione. Vediamo Lombardo, Imperato, Ligotti, Butera e Apetri, La Fiura, Fiorentino, Chinnici, Di Chiara e Cali per i rosanero. Imperato. Come fischiato al primo tempo, fischiano pure ora che non era sulla linea. Poi La Fiura molto bravo. Di nuovo, palla in movimento, arbitro. Apetri col tacco, Di Chiara prende un colpo molto doloroso, ti scusa per Allontanato il pallone. Ora Vincente a Caporria. A Fiorentino, calcio di punizione, battuta corta, primo fallo dopo appena 40 secondi. Fiorentino sfida Lombardo che lo guarda dritto negli occhi. Di Chiara vuole un dribbling, Apetri però è di un altro avviso. La Fiura e poi palla in movimento. Oh, lo devi fischiare uguale però, eh? Perché qua non l'hai fischiato. Nel frattempo mister Gentile sembra un po' pensieroso. Palla lunga verso
Anzi, non era Petri, era Pizzolato, chiedo scusa. Dichiara Chinnici. Centrale Fiorentino, c'è Dichiara, riceve il pallone, Dichiara avanza, lascia lì Fiorentino e sul mancino sceglie il destro, poi mancino, danza ancora Fiorentino, deviazione, calcio d'angolo. È angolo! Anzi no, è rimessa. È angolo! Sembrava calcio d'angolo. Nemmeno i rosaneri hanno protestato, quindi scelta corretta. Fiorentino ruba il pallone, va giù. Brutto fallo di Lombardo, vediamo se c'è un giallo. No, anche capitano alla Fiore, infatti a chiedere un cartellino, ma non c'è nulla. Sarà calcio di punizione, posizione importante. Chiamalo! C'è sia Fiorentino che la Fiora, due che potrebbero calciare da lì perché hanno il piede per poterlo fare, soprattutto capitano rosanero, scorso anno diversi gol su punizione. Si protegge Butera, va sul palo invece Lombardo. Andre! La Fiora apre per Chinnici! E torna al gol! Lorenzo Chinnici con il mancino e poi indica il pubblico, la telecamera, non lo sappiamo, forse la moglie. Fatto sta che comunque il risultato è di 1-2, gol di Lorenzo Chinnici. E gli schemi di Mister Chinnici, di Mister Gentile funzionano sempre. Perché arriva un altro gol e poi Fiorentino apre per Dichiara, secondo palo Ligotti. Ha avuto anche la chance di trovare il terzo gol il Palermo, ma non ci è riuscita con l'ottimo intervento di Ligotti, sempre molto attento, uno dei migliori in questa match. Dichiara, Chinnici dialogano, palla ancora dentro per Dichiara, scivolato di Imperato qui, bravissimo a slittare con tutto il corpo e a mettere il piede lì dove avrebbe dato fastidio. La Fiorentino cerca un passaggio in mezzo, era giusta l'idea, difficile ma giusta. Chinnici, vai Fiorentino ancora, palla fuori. E Chinnici quando vede questo campo segna, perché ha fatto soltanto 2 gol in questo campionato, entrambi in questo campo, uno al Jason, l'altro il Bonifato Alcamo, insomma. Poi il fallo di La Fiora dice di no, però effettivamente sembrava anche evidente il fallo su Butera. Imperato, Lombardo, finta, danza sul pallone, poi Fiorentino mette il piede lì, rimessa laterale, Imperato lo fronteggia la Fiora, Imperato al centro, 1-2 ancora, Imperato si scontra e poi prova a sfondare tutti, Pizzolato, la Fiora ruba il pallone, palla per Fiorentino, era giusta, ma fermato, anzi per Petri, è entrato ora per Pizzolato. Janek a Petri, una grande stagione per lui. Chinnici si concede anche un dribbling e poi palla che passa, la Fiora, guarda la porta, palla fuori. Bravo Vito! Non l'ha toccata questa volta di Gotti, ma la Fiora qui poteva fare decisamente meglio. Non vuole uscire! Palla che mi sa che deve essere cambiata. Imperato, Lombardo, Butera, un buon lavoro con il fisico e poi facendo perno sul mancino, vede Imperato posizionato dietro di lui. Imperato apparecchia da Lombardo che calcia verso la porta. Da lì si distende ma non la tocca.
Fiorentino, Chinnici. Palla in verticale, la Fiura, Chinnici va al centro ancora una volta, sempre molto veloce, poi però sbaglia il passaggio e Fentino la tiene pure in campo. Poi Chinnici su un fazzoletto, fallo di Lombardo. Anche qui un po' ingenuo forse Lombardo, perché ha toccato Chinnici con il braccio ed è Vedi il che ti terzo stai fallo. bruciando a forza di riscaldare. Siediti. Ti stai bruciando a forza di riscaldare. Poi va Prendi Chinnici. fuoco, siediti. Chinnici Guarda che si riscalda, e dai indicazioni. Ti devi sedere. ancora in rimessa tra le Chinnici. Ti devi sedere. Vabbè, giocare una indicazione. Rischia un po' qui di Chiara. Chinnici, la Fiura prende il pallone prima che possa uscire, si concede con un bel dribbling e poi Chinnici di Chiara avanza, poi passa male però. Imperato prende velocità, Fiorentino lo sfonda praticamente. Poi a Petri non la tiene in campo, palla fuori, Ma non l'hai visto! minuto 38 di gioco. Fiorentino l'accarezza dolcemente, questo pallone va al centro, Fiorentino e qui forse ci stava un fallo, a Petri, scivolato Butera e 2-2 per il Bonifato Alcamo, però qui è un chiaro errore arbitrale. E pareggio, Butera con la doppietta personale, Calì non ha potuto fare nulla questa Siete volta. tutti uguali, signore! Siete rovina partite! Siete rovina partite! È vergognoso, Non dovesse esistere! Acquista la magliettina con tutti i scarpe. Chinnici, Siete da sotterrare! La categoria dei capi! Butera poi sbaglia il passaggio verso Petri e sono la Fiura, Chinnici, Fiorentino, cioè che dichiara palla dentro, la Fiura! Capitone, vedo la Fiura, esulta con il proprio pubblico, l'abbraccio con il presidente Mazzaglia e 2-3 risultato. Vogliono pareggiare subito. Il gol del capitano che è andato dritto sul secondo palo, però che palla di Dichiarc. Lombardo sempre molto tecnico, palla al piede, Imperato, Butera va sul suo sinistro, lui che ha giocato 2 gol e sbaglia il passaggio perché la Fiora si è trovato lì, poi Butera, deviazione, Cali col ginocchio, poi dichiara, rischia tanto, la Fiora controlla anche questa palla, poi invita Fiorentino, Fiorentino, Ligotti, che parata! Di calcio d'angolo, Fiorentino, Chinnici a Petri. La tiene in campo, no. E Chinnici scivolata. Non ti pariare. Fallo chiesto dal Bonifato Alcamo, non ne ha dato però. Imperato, Butera, Lombardo, ritmi molto alti, una gran bella partita questo pomeriggio. Ricordiamo l'ultima del 2024, Chinnici. Butera voleva un altro intervento, ma Lombardo,
Anticipo di Dichiara, che partita Dichiara il dribbling, poi si accontenta invece no. Io non ci ricevo niente. Dentro il campo sono, signore, guardi bene. Un cambio fatto, Non fa sbagliare la cosa. è entrato con la 7 Gaetano Bussa, Imperato, buon lavoro secondo, Butera! L'hanno lasciato praticamente solissimo sul secondo palo, un po' come la Fiora, 3-3. Dai, raga! Dai ragazzi, dai! Rischia Fiorentino, apre la Fiora! La Fiora! Vito la Fiora! Vuole sentire tutti con la punta! Fa 3-4, ma dove l'ha messa, capitano? Ancora, vai! È una partita incredibile! Il Bonifato sta giocando alla grande, però il Palermo riesce sempre a rispondere con i gol e al momento è 3-4 il risultato. Lombardo un po' in confusione, la Fiora lotta con Fiorentino. Butera, tripletta per il capitano numero 22. Imperato, la tocca, c'è una diversione, ma Butera la controlla divinamente, va in mezzo, Butera, tocco di Lombardo. Calì non la tocca, è fuori. Nel frattempo mister Gentile non ne fa riscaldare attualmente nessuno. Chinnici, la Fiora avanza, calcia ancora e qui prende la parte del muro, anche un po' crollare, tanto era la potenza del destro di la Fiora. Imperato, Bussa, ancora Imperato, la tiene bene, poi Lombardo prende posizione Butera, Chinnici non lo vuole fare girare, infatti gli ruba il pallone, grande partita, poi si autolancia, non viene fermato, in prosa tutti, Imperato, Calì! Cosa ha preso Calì? Dichiara, palla verso la Fiora, guarda la porta, c'è Fiorentino, lo serve, Fiorentino, Ligotti! Che partita da parte di entrambi i portieri, poi Butera è veloce, Butera! Diagonale velenosissimo, palla fuori! Poi sta per entrare Vivarelli nel frattempo, sarà la prima mossa del secondo tempo di mister Gentile. Fiorentino, Chinnici, Fiorentino, pressione alta di Bussa, la Fiora, Chinnici, ancora la Fiora, Vai Andrea! Dichiara lo spazio, invita la Fiora, sovrapposizione, lui cambia tutto verso Chinnici, lo mette un po' in difficoltà ma la tiene in campo. Poi Fiorentino! Emanuele Fiorentino! 3-5! E poi mostra i muscoli! Ragazzi, dai! Ancora! Luca Ligotti da fuori! Una bella conclusione, poi fuori Dichiara, dentro Vivarelli! E dentro anche Pizzolato, poi dentro anche Rocca, Dai Luchino! che effettivamente sta facendo una grande gara nel primo tempo, riuscendo a contenere, ma va come laterale, non come centrale. Qui Salvatore Rocca, in avanti c'è anche un altro cambio, perché entra da sotto con la numero 8. Occhio Lu! Fa anche rima, ma chiaramente non è stata voluta. Nel frattempo Rocca, Imperato, lo fronteggia la Fiora. Ottimo il timing Imperato qui. Bravo Luca! Vivarelli è molto bravo perché nonostante il mismatch fisico abbastanza evidente, in svantaggio è riuscito a mettersi duro e a rubare il pallone. Che Imperato è un giocatore che comunque è molto tecnico e quando sposta la palla non è facile prendergliela perché poi la difende e lì sono veramente guai perché
quando passa Imperato poi ha un piede anche capace di fare tanti gol. Lo scorso anno 20 in C1, insomma 26 tutta la stagione, non numeri brutti, anzi tutt'altro. È un campionato difficile come quello dello scorso anno tra Bonifato Alcamo e Sporting Alcamo. Nel frattempo prende una botta dalla Fiura, infatti dice subito sì, ho colpito. Nel frattempo un colpo all'altezza del processo xifoideo, per essere proprio precisi anatomicamente, e qui dovrebbe giocare Rocca come centrale, mentre invece vediamo che andrà come laterale, forse un cambio. Butera ha già la pettorina, non dico levata ma quasi, adesso se la leva, quindi minuto 47 di gioco, mancano 13 alla fine della partita, 3-5 risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Rocca, infatti è entrato Butera con il sinistro, rientra la Fiura ancora, che partita, forse pensa anche alla conclusione ma poi ci ripensa. La Fiura, buon lavoro, Vivarelli può calciare, chiuso da Masotto, poi rischia il fallo e qui la Fiura forse lo fa, poi si continua, Butera deviazione e c'è un fallo da accumulare perché effettivamente la Fiora ha commesso fallo. Ed il secondo fallo rosanero, 3 invece per il Bonifato. Calcio d'angolo, non si riscalda nessun altro al momento. Butera non tocca la Fiura, poi Rocca finta molto bene qui perché manda a spasso la Fiura. Palla dentro su Masotto, pizzolato facendo al compagno di inserirsi. Pizzolato ancora Rocca, Masotto, tunnel, palla che passa, la Fiora chiude, poi non si capisce con Emanuele Fiorentino. Nel frattempo Imperato si è rialzato, è tutto ok ed è pronto a rientrare in campo. Butera mette dentro, Calire spinge, poi Vito La Fiura con l'esterno, Fiorentino, palla in cassaforte, poi proprio una giocata molto complessa. Chinnici mette il piede, La Fiura è da solo, cerca forse un compagno, vede adesso Chinnici e doppietta per Lorenzo Chinnici e l'abbraccio del compagno. Il bacio verso la tribuna, probabilmente gol è dedicato al team manager Filippo Alario. Oggi effettivamente Chinnici l'aveva anche detto nelle pre-partite, era molto carico. E oggi doppietta, insomma, che per un giocatore come lui, non abituato a fare tanti gol, importante. Lotta con Apetri. Fiorentino, il velo di Chinnici, Vivarelli, Fiorentino, da spasso Masotto e poi torna dalla Fiura Chinnici, ancora Chinnici, Vivarelli. Taglio bellissimo, la Fiura, secondo palo, Fiorentino non arriva, ma che palla di Vivarelli! E poi forse time out, vediamo, no, rimessa. Oh, ma dove va? 5 metri avanti, fa bene. Minuto 50 di gioco, mancano 10, Imperato manda via l'avversario, tacco di Butera, Fiorentino molto bravo qui a chiudere tutto, poi si autolancia, si ferma col tacco, si ferma nuovamente, adesso Chinnici, c'è largo Vivarelli, cerca di fare il passaggio, l'idea giusta, forse un po' troppo forte, Vivarelli è rapido però, forse era un po' troppo qui. Butera, È saltolato Luca! c'è molto largo Imperato, si va per dall'altra parte da Butera. Imperato adesso, gancio felpato, il dribbling su Vivarelli, poi la Fiora chiude la strada, ma c'è ancora Butera ed è calcio d'angolo.
sbagliato, vuole un taglio, vede Rocca, vede se calcia, ci ripensa, la Fiora ruba lo spazio, poi Fiorentino, e qui a Petri invece mette una pezza gigantesca portandola via con l'esterno, poi doppio passo mancino, Vivarelli tocca, calcio d'angolo. Mister Gentile sembra quasi non voler fare più cambi perché nessuno si sta riscaldando, mancano 9 minuti, poi anzi 8. Butera, si gira, calcia! Ancora Calì! Grande prestazione qui per Giuseppe Calì. Butera allarga bene per a Petri, fa una grande giocata qui con le velocità, poi il duo Vivarelli che vicino ferma. Rocca da fuori! E poi la respinta in calcio d'angolo. Si riscalda Franco, vediamo se ci sarà spazio anche per Pisani, Gennaro, Nicchia, Alario, dichiara nuovamente, poi anche per il portiere San Martino. Luca dietro! Poi Rocca e a Petri non arriva sul secondo palo, nel frattempo sarà time out e chiamato da Mister Gentile che vuole sicuramente dire qualcosa ai propri ragazzi che magari non sta funzionando, anche se in realtà il risultato è più che positivo. Un ottimo però Bonifato Alcamo che sicuramente se dovesse continuare così fino alla fine del campionato potrebbe levarsi anche delle grandi soddisfazioni, perché è una squadra che gioca anche molto bene, per certi versi alla pari del Palermo Futsal Club. Poi è chiaro che gli episodi vanno sfruttati, il Palermo li ha sfruttati molto molto bene, non lo stesso invece per il Bonifato, con i 2 tiri liberi, uno calciato sul palo, l'altro invece alzato da Calì sulla traversa, ma nel frattempo si dovrebbe giocare al quinto di movimento. Vediamo, perché dovrebbe essere Rocca il quinto, però al momento si continua così quando mancano 6 minuti. Dentro Franco al posto di Vivarelli, Fiorentino, la Fiura. Stiamo giocando tutto il secondo tempo, Chinnici, la Fiura, Fiorentino. Fiorentino nasconde il pallone, Fiorentino ancora, Petri chiude. È angolo! Sarà calcio d'angolo, così come indicato dal signore Gianfranco D'Amico, sezione di Trapani. Chi dici? Lascia lì sulla Fiura adesso. La Fiura. Fiorentino che si asciuga un po' le suole nel frattempo. Fa tutto in campo, adesso anche questo. Franco sulla posizione di La Fiura, brutto passaggio, poi Imperato ancora una volta nasconde il pallone, esterno sbagliato questa volta. Chinnici sbaglia questa volta il dribbling con Petri che è molto rapido. Mancano 4 minuti. Palermo Futsal Club è vicino al titolo di campioni d'inverno in questo campionato. Si attende soltanto il fischio da parte del signor D'Amico, quindi dice controlla male sul passaggio di Fiorentino. Butera regala alla Fiura, poi invita Franco che è molto veloce, ma Imperato però chiude bene e anche un po' se la prende con i compagni a dire ok, io rubo il pallone ma qualcuno deve aiutarmi anche a portarlo avanti. La Fiura. Per la Fiura sono 8 in campionato, 3 in coppa per un totale di 11 gol. Una sicurezza Vito La Fiura, facendo fuori Ligotti, infatti dentro Rocca, dentro anche Masotto per Petri.
Rocca, Butera, Imperato. Attende la squadra rosanero con la Fiore e Fiorentino un po' più avanti. Franco invece 15 leggermente più indietro, soprattutto il 10. Rocca, Butera, Rocca ancora. Si difende come sempre a rombo con la Fiora lì ad uscire sulla pressione. Poi Fiorentino e Franco a seconda dove il pallone ad equilibrare un po', diventando un quadrato praticamente. Rocca con il destro, prende pieno Franco. Tempo. Va un po' asciugato lì perché abbastanza scivoloso, infatti subito risolto quando mancano poco più di 2 minuti. Non manca molto. Lombardo riprende in campo adesso al posto di Pizzolato. Lombardo, Imperato, cosa è calcia, palla dentro, Butera ancora vuole respingere, poi Fiorentino, Rocca ne ha 2 da affrontare, Fiorentino cerca anche la porta, Lombardo invece blocca con questo aggancio d'esterno e fa risalire ancora i suoi. Butera, Imperato, avanza, finta, controfinta, vuole crearsi lo spazio per poter calciare ma non gliel'ha concesso Fiorentino. Imperato col fisico destro-sinistro, passa avanti, fallo. Che giocata però di Imperato qui, che giocata! Ha nascosto il pallone, tunnel addirittura. Sarà calcio di punizione, vediamo se Imperato calcerà, crediamo di sì perché uno il suo piede potrebbe effettivamente cercare la porta e anche trovarla perché manca 1 minuto più il time out, qualcosina da recuperare. È uno schema forse. Imperato e poi sulla linea che dice per la terza partita consecutiva salva un gol sulla linea, ormai diventata la sua specialità, non più l'assist. Oggi gol e salvataggio sulla linea. Imperato, tacco elegantissimo per Rocca, Caleso, primo palo, chiude, poi Fiorentino allontana ma la palla è già fuori. Franco anticipa Lombardo, Franco la chiude con la sua velocità e fa 3-7. Adesso il 7° gol di Rosanero che porta la firma di Nazareno Franco. Oggi al suo 9° gol in stagione, 8 in campionato, insomma è stato uno degli acquisti del mercato estivo. E qui possiamo dire anche che il DS Buffa non ha sbagliato. Imperato avanza, cosa è calcia? Sceglie la scelta Butera, bancheggio, poi Masotto, Rocca, Lombardo, finta controfila, tacco geniale di Butera, 1-2, Imperato. Questa è una gran bella azione però del Bonifato. Butera, forse il migliore dei suoi quest'oggi, va sul sinistro, palla fuori. E poi va bene così, vince con il risultato di 3-7 il Palermo Futsal Club e si laurea campione d'inverno per questo campionato con 61 minuti di fuoco contro un ottimo Bonifato Alcamo, ma poi è salito in cattedra, uno su tutti, Capitan La Fiora, ma dovremmo anche citare Fiorentino che dice insomma forse è meglio che li diciamo tutti perché potrebbero non essere d'accordissimo nel citare soltanto uno, ma nel frattempo noi
come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Vince quindi il Palermo Futsal Club qui da Marco Genduso. Un saluto e alla prossima!